aspetta. Museo. È la casa delle muse, che erano 9. Le muse, 9. Una musa per ogni arte. Del ferro, del legno. Nel nostro linguaggio attuale, la musa, la casa delle muse, cioè la casa dell'ingegno umano. Le cose che abbiamo visto non sono venute fuori per caso, sono il risultato di molta fatica, di molta sofferenza e di molto lavoro. Pertanto, museo, oltre ad essere casa delle muse, è anche la casa del lavoro. Come segno di stupidità dimenticare, sotterrare, ricoprire. Quindi complimenti per l'iniziativa che avete preso, che avete preso in tanti, mi pare. E buon proseguimento per tutti. La posizione è meravigliosa. Quindi lo sviluppo deve essere adeguato. Passiamo gli auguri perché lo sviluppo sostenuto. Perfetto. Allora, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Preghiamo. Padre Santo, a te disciamo, nella tua provvidenza e benevolenza proteggi i lavoratori e i loro strumenti di lavoro, fa che mediante la loro operosità e il tuo aiuto manifestino le meraviglie della creazione e procurando il giusto benessere alle proprie famiglie promuovano il progresso dell'intera società all'ode della tua gloria per Cristo nostro Signore. Buon proseguimento e a cantarnos a tutti. In salute.
Una cucettina di vino. Oggi fotografare di fare che mi a strempellare in cube sugli strumenti che potrebbe
anda con calma, anda su fratelli tu. Anda. Ehi, te ne stanno dente. Aiuto. Potete studiare. Dai, fate le prove. Dai.
Coinvolta questa piccola comunità che io personalmente porto ad esempio nei parchi di Sardegna, ma anche oltre il Tirreno e perché no anche oltre le Alpi, perché una comunità di 120 abitanti si ritrova dopo 41 anni per un'associazione culturale, gruppo folk e mini gruppo folk, con circa 40 elementi. Fate un po' le debite proporzioni, non penso di poterlo ballare tutto, ma Sanchetta ve la concediamo. Gruppo folk Santo Greco e Giovanni Magrini che sono organizzato. Torpetto. Thank you.
Patrizia, e grazie veramente a questo giovane che mi la va a testimoniare che sul ballo e che sul vestire è tipico sul ballo del torneo. E grazie a Giovanni. Una ida famosa in sul mondo, mascamente non solo che sul gruppo Folco, ma anche pensa che Dunuino che sono sproduini, che è su Ilu Cagnulari. Si storie che sul gruppo Folco sono le cose belle da raccontare, ma bisogna che ora mega, però possiamo lamentare che è una delle formazioni che organizza in Sardegna uno dei festival internazionali di folklore più famosi, a mano denta, una parola, una frase mega importante che tutti andare per esibire. E adesso noi in questo gruppo si dà di caffè, sia da questo bello, di questa bella manifestazione, ma pensa che in altro segnale può mantenere un'ida questa ida sul Coros, sul Udolo, una terra antica dei Barones. Sono ballos che sono presentano, sono ballos tipici, sono quel ballo di piazza, che sono sempre e che hanno questa spiazza di Sardegna che noi sono sensibili, sempre mega e tanta spessore. Sono organizzato Giuseppe Coveddu, un mastro da organizzato in seste de Ossi, e chi sospizzonello mi è andata veramente d'accordo che si insegna, che si impara qualche cosa. Mi fa chiedere un applauso al suo gruppo Folco San Giorgio di Usini. Poco tempo fa che abbiamo fatto una bella tournée 3 giorni su Lazio, in Ostia, in un ambattito veramente sul ballo della tradizione, sul ballo che arrivano da lontano e che grazie al suo gruppo Folco San
Igor e Mama. Vai, vai. E un applauso a Giuseppe Cuberio per Vaghimus, cada a questa tradizione nostra, e questo a noi lo fa che piacere. Un bello gruppo che nasce da un progetto scolastico, ma ormai Mentos, Lusurzesos, De Santo Lusurgiu, e non sono bene da una sasola, si è battuto fisarmonica, chitarra e voce. Sa fisarmonica di Alberto Caddeo, mi fate un applauso Alberto. Sa chitarra di Gusto Giovanotti, in un bel su canto, e sa chitarra e tutto è sconnota in famiglia e su figlio di Mario Meli, uno che ha dato tanto su quanto sardo, è Lorenzo Meli. Si è al mandato. Questo è uno che ha fatto su canto sardo, ha descritto storia e ha descritto bella spazia di su canto sardo e tutto isse. Un pare a su grade, un pare a tantos amigos o professionistas serios e umiles come te ne stisse de Zaramonte, Gianni De Nanni. Bravo Gianni, lo stesso sosia. Ammetto l'ustruzzesoso che questo artista e musicista uno bello ballo sardo cantato dai Gianni De Nanni originale. Ammetto l'ustruzzesos. Grazie. Ehi sì. Largo
Grazie, viva Santo Lussurgiu e tutta Sasardini. Il de Tempul Bellu in intro dei Noghe e in intro de Soscoro nostro. Ballo sardo ancora cantato che questo due il gruppo. Vai Gianni!
Fate vedere abbiate perso qualche coppia del gruppo Sardegna Bianca, perché è finito? Alessandro, oh Alessandro, bene dai, non fa caschiare le prime donne, bene no. Alessandro Carta di Olbia, applauso, sul problema risolto. Divertitevi ancora, grazie. Ci prestiamo un attimino di attenzione a quello che è il Deus Ex Machina di tutta l'organizzazione anche dell'associazione culturale. Vieni qua. Buonasera a tutti e grazie a tutti, grazie per essere venuti nonostante la pioggia, il freddo, il vento. Vi ringrazio tantissimo, la cosa più bella e più grande è stata quella, la vostra presenza. Poi per quanto riguarda il museo, ne riparleremo un'altra volta con più calma e più tranquillità perché questi giorni sono stati molto pesanti, molto stressanti e è stato ancora peggio questa giornata brutta. Comunque è andata benissimo, vi ringrazio, grazie ancora. E per quanto riguarda il museo è stata una nostra iniziativa così tanto per non far morire la tradizione. Non è quella casettina lì, non è una casettina di pochi anni, è una cosa di fine 1600, inizio 1700, grosso modo, perché ancora le ricerche non sono state terminate e noi abbiamo voluto riproporre lì dentro, era un rudere, abbiamo voluto riproporre quello che ci hanno raccontato a noi gli anziani di Pedrabianca, i nostri genitori, i nostri nonni, che anche a loro gli hanno raccontato quelli che c'erano prima di loro. Speriamo bene, adesso tocca a loro, noi del gruppo. Io sono il più vecchio, così piccolo e così è, sono il più vecchio, quindi adesso speriamo bene, speriamo che il gruppo e anche quelli di Pedrabianca riescano a mandarlo avanti questo progetto, che non si dimentichino che questa è la storia di Pedrabianca, come lo è d'altronde anche il nostro gruppo, i nostri balli sono legati un po' ai paesi che confinano con Pedrabianca. Noi confiniamo con Bitti, con Lodè, con Torpè, con Anadessardi e altri paesi. Quindi Pedrabianca era una frazione molto isolata, però non era isolata da quella parte del Nuorese, cioè, perché venivano spesso a Pedrabianca, Banare il Vallo Sardo, e così Pedrabianca ha mandato avanti, grazie anche a queste persone che venivano a Pedrabianca sempre. Pedrabianca, vi ricordo che è una frazione nata da due famiglie che sono venute da Budusò, venivano da Budusò nel periodo invernale, poi sono rimaste qui e niente altro. Divertitevi, grazie ancora, ciao! Grazie a te, ma sai quante persone vorremmo nei nostri paesi con la tua energia e la tua carica, Paolino? Medas, solo che mi pagas, e ce l'avete qua, ce l'avete in casa questo preziosissimo tesoro che si chiama Paolino Cusino. Non fatevelo scappare, sapete perché? Lui mi raccontava ieri
che ha un sogno nascosto nel cassetto, un giorno che va in pensione, lasciarvi da soli, e lui va beatamente a godersi il riposo attraverso la pensione in Messico. Cioè, ma voi immaginate poi Paolino Musinu in Messico? Paolino qua devi raccontare, devi ancora scrivere insieme ai ragazzi e ai genitori del gruppo folk Sant'Inesa Bianca tante belle pagine della vostra storia, quella passata, quella presente, ma in particolare quella che vi legherà al futuro, perché vogliamo veramente di cuore che il futuro sia scritto da queste nuove generazioni. Non abbandonate, non solo sapete, un popolo senza cultura, ricordatevelo bene, è un popolo destinato a morire, e noi siamo per la vita. Bogues e ballos a proposito di vita, di gioia e di felicità per tutti.
viore, te viore amoroso, te viore amoroso, a poi noi solaro, a poi noi solaro, a poi noi solaro, a poi noi solaro, su figlio del caro, samente male cantato, samente, 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 ogni se è urgente non abbiamo più da spostare.
Thank